Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ben trovati. Ben trovato Lucio, ben trovato Alessandro, ben trovato Gigi. Aspettiamo il nostro amico Antonio che sta per arrivare e cominciamo. Lo saluto tu, è sempre eccezionale. Ben trovato, ma caro Ciperzi. Eravamo dietro le quinte poco fa, poi siamo usciti adesso. La gente se pensi, giusto per sdrammatizzare un po' questo momento, ogni tanto pare che ci serve una battuta per poter cercare di riprenderci da questa settimana terribile che stiamo iniziando il Dio superando, sperando di poter trascorrere una settimana che ci porti un po' più di credibilità nell'essere, più di ottimismo, più anche perché ci stiamo preparando, già la prima domenica dell'Avvento, ci stiamo preparando a questo fantomatico Natale che non riesco a capire come si possa pensare al Natale, alla festività, agli addobbi. Sicuramente ottimismo, tanto però diciamolo, un po' per il Covid, un po' per i lutti che stiamo seguendo giorno dopo giorno, veramente ci porta poi a tenere proprio l'umore giù. Quindi voglio dire, speriamo bene che ci possa essere una ripresa, cominciando già dal contagio, che cominciano ad arrivare notizie che finalmente non ci sta più contagio, riusciamo un po' a pensare a liberarci, tornare perlomeno a rincontrarci per strada, anche se con la giusta distanza e con la mascherina, ma almeno a riprendere il contatto sociale, anche perché questo virtuale è molto interessante, è molto carino, però manca quello che è poi, capito, proprio il calore che si emana quando si incontrano delle persone a cui fa bene stare insieme. E niente ragazzi, che dire, avete trascorso una buona domenica, così sperando gli amici che ci stanno seguendo, che ci verranno qui a seguirci. Dovevamo fare la terza puntata sulla canzone napoletana, giusto Salvatore? Sì, dovevamo parlare della canzone napoletana 1800 e 1900, quindi l'epoca d'oro della canzone napoletana, il periodo fiorente della nostra canzone. E eravamo pronti, ma ahimè, quello che è capitato ovviamente non ci fa stare dell'umore giusto per poter essere un pochettino più disinvolti nella trasmissione. Ovviamente avevamo pensato di non andare proprio in diretta, ma poi alla fine, ultimi minuti, abbiamo pensato di essere qui presenti, ma di dedicare il nostro momento, il nostro omaggio al grande Diego Armando Maradona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Quindi ci siamo messi un po' insieme, abbiamo unito le nostre forze, le nostre conoscenze e abbiamo pensato di omaggiarvi. Noi non vi annoieremo per tutta la puntata, anche se sarà abbastanza breve, ma c'è una novità che da oggi andiamo anche in diretta sulla pagina YouTube del canale Nasera Peviche Napoli, quindi adesso stiamo andando in diretta automaticamente su 3 pagine, sulla pagina Nasera Peviche Napoli, sulla pagina Teatro Mondo, Teatro Unico al mondo. Napoli, esatto. Teatro unico al mondo. Teatro unico al mondo e sul canale YouTube Nasera Peviche Napoli. Quindi adesso magari nell'arco di questo breve appuntamento manderemo Lucio, se sei d'accordo, anche il link per la diretta se qualcuno vuole lasciare un suo contributo, quindi non faccio altro che adesso copiarlo e metterlo direttamente nei commenti in modo tale che tutti possano entrare e lasciarci un contributo. Ok, messo. Sì, perché vogliamo dare sempre spazio ai nostri amici, ti ricordiamo sempre che il nostro è un salotto, quindi più ne siamo, più bella viene poi la diretta, e quindi se c'è qualche testimonianza diretta del periodo di Maradona, del Napoli storico, ci fa piacere sentirlo, quindi se si prenota ed entra, stiamo in compagnia, stiamo insieme e parleremo anche della soggettiva testimonianza
oppure in questi giorni è andato anche lui, non so, ai quartieri, è andato giù alla piazza del Plebiscito, è andato a Ponticelli, è andato allo stadio. Voglio dire, stiamo qua ragazzi, lo sapete, oramai siamo tra noi, è un salotto, quindi più ne siamo a parlare, più stiamo bene questo momento insieme e di commiato e di omaggio al grande Diego Maradona. Mi sono emozionato ancora una volta oggi, anche ieri sulla mia pagina scrivevo, è il terzo giorno consecutivo che si piange, perché ancora dico grazie a Rai 1 per la bellissima testimonianza che ha dato ieri di Maradona. Penso che l'abbiate seguito un po' tutti quanti, no? Veramente è stato eccezionale, non ha nemmeno lontanamente pensato di dare un momento di negatività di quello che è stata poi la vita di Maradona, mentre tutti gli altri ci navigano, si giocano. Abbiamo visto invece che Rai 1 ha fatto veramente una storia stupenda su quello che è Diego, il numero 10 del calcio mondiale. Quindi veramente grazie alla Rai, ci ha dato una testimonianza anche a dispetto di quelli che per questi giorni hanno denigrato Diego, no? Le hanno detti tutti i colori. Mi è dispiaciuto tantissimo per Cabrini, mi è dispiaciuto tantissimo per la Pausini, che voglio dire hanno usato un linguaggio senza, secondo me, nemmeno rendersi conto di non conoscere l'uomo o Maradona, e si sono messi a parlare così, giusto per forse seguire la moda del momento, no? Che poi abbiamo visto le testimonianze, gli è stato vicino una vita intera, voglio dire, 8 anni a Napoli solamente non so poco. Ancora abbiamo visto l'immagine di Careca, no? Sappiamo benissimo che ci sta quella diatriba Brasile, Argentina, cioè, non parliamo di odio perché sembra una cosa di sport, però voglio dire è terribile quella. Abbiamo visto Careca che ha indossato la maglia dell'Argentina per omaggiare Diego. Veramente tante testimonianze, così come abbiamo visto oggi Bruno Conte, no? Il grande capitano della Roma storica, grande amico di Diego, che è venuto su ai quartieri e ha fatto un omaggio che è stato veramente emozionante, ragazzi, vedere quel gesto ce l'abbiamo il video? Sì, ce l'abbiamo, infatti io partirei proprio da oggi, proprio alla vigilia di Napoli-Roma. Quindi Bruno Conti è arrivato a Napoli e ha omaggiato ai suoi quartieri spagnoli l'immagine su quel palazzo bellissimo di Diego Armando Maradona. Andiamo. Grande Bruno. Avanti! Davanti per favore. Bruno. Grazie Bruno! Bruno! È solo un Maradona, un Maradona! Credo che sia stata una prova di modestia, di umiltà, di affetto. C'è tutto, cioè vedere un suo collega che va alla fine conto di un Ciudame, campione della nostra nazionale, innanzitutto inginocchiarsi e lasciare una preghiera a Dio, credo che sia da poco, e questo voglio consentitevi di dare una botta ai signori Cruciani, voglio mancare un nome, perché non si meritano di essere ma infatti io mi auguro solo una cosa, Lucio, che magari
il signor Abrobrio, come si chiama? Abrobrio, come si là che fa a lotta che zanzare, insomma, tutta questa gente che denigra. Questi sono uomini, questi sono gente. Il presidente Ferraino, ragazzi, mi ha fatto di una tenerezza. Dopo Conte è arrivato pure lui con degli amici che l'hanno accompagnato, ha voluto portare un lumino, ha detto ti devo pagare qualcosa. No, presidente, che devi pagare? E vicino a Maradona si è fatta la croce, è scoppiato in lacrime, un novantenne. Voglio dire, lasciamo perdere la vita privata, no, di ognuno di noi, perché ognuno di noi a casa sua può fare quello che vuole, l'importante è che non fa danni agli altri. Maradona è stato questo, cioè ha fatto danni a se stessi. Quindi, che ne parlate contro quest'uomo? Dici no, ma chi era evasore fiscale? Alla fine non è vero, stai dicendo un fottio di bugie, dico, perché abbiamo visto poi come è andata a finire la causa, come è andata a finire, è stato un accanimento contro di evasori, ce ne stanno tantissimi ancora oggi, andatela a vedere. Perché non parlate di Zico, che se ne scappava l'Italia, ci hanno fatto mancare la causa a Zico, uno dei primi a essere evasore fiscale. Quindi voglio dire, ce l'abbiamo in casa di evasori fiscali, abbiamo avuto un presidente del consiglio evasore fiscale e ancora oggi lui ha buttato. Quindi voglio dire, stiamo calmi su certe cose. Invece Diego, siccome è venuto a Napoli, non lo hanno avuto gli altri, per invidie, per gelosia, per egoismo, ci vanno contro. Noi che potevamo dire? Ringraziamo il Signore che ce l'ha conservato per tanti anni, ce l'ha tenuto e che ce l'ha dato, ci ha dato la possibilità, poi ci hanno fatto un mazzo tanto per la vita, ma ci siamo riusciti ad avere. Gigi, c'è un commento? Sì, lo vedo abbastanza lungo, di Corposo. Antonia Donofrio Scibelli, a cui salutiamo e salutiamo a tutti quelli che ci stanno seguendo e che ci hanno detto buonasera. La nostra buonasera la diciamo un po' per tutti, non la diciamo singolarmente, però la diciamo sempre di cuore a tutti voi che ci seguite. Allora, Antonia Donofrio Scibelli, che scrive un lungo commento, dice: Napoli non dimentica, Maradona non ha mai tradito Napoli e i napoletani. Giustamente rendono omaggio a questo campione, genio, decolatezza, mito, e basta parlare della sua vita privata, e chi siamo noi per giudicare? Proprio oggi facevo questa riflessione tra me e me, un uomo così forte, ma allo stesso tempo fragile uomo, generoso, pazzo e folle allo stesso tempo. Quando ascolto la sua canzone, La mano di Dios, piango. Sarai sempre nel nostro Dios. Guagliò, buon viaggio. Bene, era un po' quello. Bravo Antonio, bravo. Grazie per il messaggio. E che non fa scendere la lacrimuccia sulla canzone di Diego, specialmente quando la canta lui, no? Se ne cantata lui. Diego. Io dicevo, Lucio, prima, ovviamente riferendomi al gesto, al nobile gesto dell'Associazione Calcio Roma e di Bruno Conti, magari con questo gesto possa ritornare a splendere il sole sul derby del Sud, che è sempre stato un incontro calcistico tra due tifoserie dove lo sfottò era praticamente l'elemento fondamentale. Invece poi col tempo abbiamo sfociato in violenza, in odio, in ira, perdendo di vista quello che effettivamente poi sono questi momenti, quando grandi campioni che si dedicano al calcio ci lasciano. E quindi io mi auguro che il derby del Sud possa di nuovo risplendere come lo era una volta, e speriamo che stasera sia proprio la chiave giusta di Napoli-Roma di questa sera. Diciamo che noi siamo stati fortunati perché l'abbiamo vissuto quella sorta di derby del Sud, voglio dire, grazie all'età che in questo momento rispetto a Luigi, a te forse Salvatore, insomma, anche se di meno, però io ho avuto la fortuna di vivere quei derby, di vivere quei momenti, ma basta vedere anche i video, no? Voglio dire, ancora oggi su Rai Sport faceva vedere l'arrivo dello scudetto del Napoli, tutto, diciamo, il campionato, e abbiamo visto quante sorti di gemellaggio c'erano: Napoli-Empoli, Napoli-Como, Napoli-Brescia, cioè erano tutte squadre che, voglio dire, Genoa non ne parliamo proprio, che voglio dire, c'era simpatia, c'era gemellaggio, c'era un momento di aggregazione, era uno sport, ci si divertiva, al massimo ci si sfottò, cioè sullo stadio se andiamo a vedere le immagini degli anni 60-70, vediamo che si portavano un ciucciarilla, che là portavano un sfottò romano, tra di loro, si vedeva una partita insieme anche in tribuna, però finiva là, si accompagnava alla stazione, arrivederci, poi invece vabbè,
non entriamo nei termini di quello che è Bene, successo. abbiamo un contributo, c'è un nostro amico che ci è venuto a trovare, lo accogliamo. Buonasera, da quanto tempo? Ciao Giuseppe, ciao, buonasera. Buonasera. Ciao Luigi. Dici Ciao, tutto. buonasera. No, niente, volevo mangiare il grande Diego con, anche se non l'ho visto giocare, comunque rimarrà sempre nel mio cuore. Bravo Giuseppe, bravo, resteranno i cuori di tutti, ma di là per un discorso di ringraziamento per quello che ci ha dato, ma per l'affetto che ha dimostrato, e lui ha sempre detto, sono uno scugnizzo, Napoli è la mia casa, e che ci ha sempre difeso, ci ha sempre difeso. Sì, Lucio, a me mi è piaciuto molto un commento che fece 30 anni fa, prima di Italia-Argentina, allo Stadio San Paolo. Disse: Quale? il napoletano italiano, però l'italiano deve capire che il napoletano è anche italiano. Cioè, nel senso, 364 giorni l'anno non vi ricordate di Napoli, una sera mo vi ricordate dei napoletani. Ah, beh, sì. Forse Alessandro ci può dare... Alessandro, forse l'hai letto già questo commento, perché io non... Sì, l'ho letto, ma questo non è fu una intervista, giusto? Sì, un'intervista che Maradona Infatti, diede all'epoca. Dei giornalisti, perché dicevano adesso domani sera ti faranno per te. Io ho detto, io non voglio il tifo dei napoletani, io voglio che i napoletani siano liberi di fare quello che vogliono. Mm-hmm. Ma difatti vedi, io giorni fa, il giorno dopo la dipartita di Maradona, io pubblicai un commento su Facebook in portoghese. Perché voi dite giustamente non bisogna parlare della vita privata, magari separare le cose. Io penso che nel caso di Maradona si debba parlare della vita privata. E perché? Perché molti calciatori, quando sono arrivati sul palcoscenico del grande calcio e hanno cominciato a guadagnare soldi, hanno dimenticato le proprie origini. E io penso a Adriano, per esempio, noi l'abbiamo visto in Italia. Come, Giuseppe? Hanno dimenticato quei gesti di umiltà. Bravo. Invece Maradona no, sappiamo bene quante persone Maradona ha aiutato, quanti giocatori che non ricevevano poco per il contratto Maradona. Quindi dobbiamo ricordare, e qui in Brasile le critiche sono state forti, no? Perché non capivano come fosse possibile che si desse tanto valore a un giocatore. Però alla fine pensiamo che qua, io parlo del caso del Brasile ovviamente, perché qua in Brasile si dà tantissimo valore ai politici, si tratta come se fossero persone della famiglia, ma alla fine il politico, dopo che ha occupato il posto, i soldi se li mette nel portafoglio e dimentica degli elettori, cose che Maradona non ha mai fatto. E il fatto della mano di Dios, che Shilton si è incazzato, Buriel, e Gascogne l'ha risposto, dice: guarda, senza mano di Dios nessuno ti conosceva te. E ha rappresentato tanto, no, per l'Argentina, il riscatto dopo la guerra della perdita, no, delle isole delle Malvine, perché alla fine la guerra con l'Inghilterra che la tolta. Esatto, quindi è un simbolo, e la vita privata bisogna considerarla, perché c'è il calciatore, però c'è questo genio, no, che comunque i problemi suoi ce l'aveva, però come diceva Lucio e molti, non ha mai creato problemi a nessuno, il problema ce l'aveva lui, e diciamo che forse l'unica colpa è stata quella di pensare troppo agli altri e poco a se stesso, perché se avesse pensato di più a se stesso ce l'avremmo ancora. Bene, allora. Sì, infatti, il fatto che tu mi hai detto che pensava molto agli altri, io ho visto il video che lui fece una partita di beneficenza da Cerra, ma di che stiamo parlando? Cioè, fece una partita di beneficenza per un bambino da una patologia. Ma infatti in quel caso la società non la voleva fare, lui si impose per farla. Pagò 12 milioni di tasca sua
per far curare il bambino. Ok, bene, allora Vabbè. salutiamo Giuseppe. Giuseppe, Ciao, grazie. Ci aggiorniamo alla prossima, grazie Ciao Giuseppe. grazie, ciao. Ciao. Ciao Giuseppe. E mandiamo il minuto di raccoglimento. Quindi abbiamo cominciato da Conte, Conti, oddio sto Conte che mi scappa, Conti la partita di stasera, adesso andiamo al minuto di raccoglimento. Bueno. Una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Bene. Abbiamo preso giusto un video per esempio, perché ce ne stanno veramente a centinaia, per non dire a migliaia, perché tutto il mondo ha omaggiato così Diego per ogni partita, che in una maniera, addirittura ci sta la squadra storica della Neozelandia di rugby, no? Con il loro Sì. dedicata a Diego. Voglio dire, ragazzi, poi è bello tutto il campionato italiano, tutto il campionato europeo. Sugli stadi stanno accendendo il display con la foto di Maradona con la maglia del Napoli, nelle tribune mettono grazie Diego. Io credo che ancora una volta una risposta a tutti i deficienti che ci navigano contro, perché meritava molto molto di più, e la cosa che in questo momento, diciamo, per noi napoletani ci sta dispiacendo è stata proprio la mancanza di portare una folta rappresentanza lì in Argentina. Diego meritava la... E questo Covid ci sta dando delle enorme, veramente dispiaceri che restano nei nostri ricordi. Sarà un ricordo, dei ricordi storici, così come per Gigi Proietti, così come per tutti quelli che ci stanno lasciando, che ci hanno lasciato per quest'anno terribile, perché non hanno potuto avere veramente ciò che meritavano. Ieri sentivo addirittura qualche amico che diceva: ma perché non ci organizziamo un funerale pure a Napoli, come facette a Campolongo, con Totò, una sera, facciamo un secondo funerale. Ma come lo fai? Cioè, come fai a organizzare una cosa del genere in pieno Covid, mantenendo le distanze, mantenendo diciamo, le regole? Possiamo solo aspettare, così come è stato già detto da qualcuno, che questo Covid maledetto venga debellato, ne usciamo vittoriosi, e dopodiché veramente possiamo fare un grande appuntamento per ricordare Diego così come meritava, perché secondo me veramente meritava molto di più. Sta avendo tantissimo, sta avendo quello che ma secondo me meritava ancora di più, perché la mancanza dei napoletani ai funerali di Diego insomma, è qualcosa di grave. Però lo stiamo ricordando, l'abbiamo detto, siccome abbiamo fatto anche un messaggio 1960 infinito, per noi Diego è immortale, resterà sempre con noi. Già da stasera si vede la partita dall'alta tribuna speciale Napoli-Roma, una partita che lui ci teneva anche tanto, quindi speriamo pure che i nostri facciano il loro dovere, perché non si sta capendo sportivamente su Napoli questi alti e bassi. Speriamo che stasera ci sia una netta vittoria dedicata a Diego contro da Roma, anche perché c'è sta il pareggio della Juve a Benevento. A proposito, bravo Benevento, bravo Inzaghi, complimenti. Bella mossa. Forza così.
perché sono 2 punti che ci possiamo, capito, distanziare, metterci un'altra volta in corsa e riprendere, diciamo, il posto che ci meritiamo. Ma comunque, questo è sport e calcio giocato, ne riparliamo in altre puntate. Stasera è una serata particolare. C'è qualche altro amico che entra? No, non c'è nessuno che entra. Io ho rilanciato di nuovo il link, quindi vi ricordo che basta cliccare ed entrare qui con noi. E a questo punto, Lucio, io manderei un altro contributo video, visto che noi stasera dovevamo parlare di canzone. Ecco, ascoltiamo Diego mentre canta. 3, 2, 1. I realized that Claudia's battle for Diego was not only driven by love, but also by unusual religiousness. En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A los toques de uno, parado, 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 se fue parado, parado, y yo no tengo respuesta. Que nadie oía la pena, y todo el pueblo cantó, parado, parado, por la mano de Dios, parado, parado, de alegría del pueblo, de gloria de su pueblo. Ole, ole, vamos. Se fue quien corrió, parado, parado, su sueño tenía una estrella, era de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, fue alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo, rego de gloria este suelo, rego de gloria. Beh, Forte questo. allora, Questo- c'è qualche commento che No, io Luigi ci penso deve che leggere? ci sia qualche problema perché mi sta arrivando qualche messaggio in privato.
tipo Alessandra Campanella che dice aiuto, mi sono spariti i commenti, sono collegato dal cellulare, volevo passare a collegamento via PC per commentare, ma non me lo fa fare. Vedo che ci segnalano 2 persone presenti, ma da quanto mi scrivono in privato non ne sono 2 persone presenti, quindi ci sarà qualcosa che sia andato storto o qualcuno che magari pubblica delle cose, però poi dopo non lo so, ha fatto subito. Noi ovviamente ci sposiamo al video di TNT Sport, l'abbiamo preso da lì perché ci ha fatto piacere, è un bel video, anzi lo elogiamo, lo abbiamo mandato, ma non capisco poi da parte di Facebook questo blocco che ci sia stato. Vabbè, comunque mi stanno scrivendo poi in privato, questo è quello che volevo dire. Non riescono a commentare, non so, se qualcun altro riesce a commentare magari ci illuminano su ma può essere un quest'altro. problema tecnico, dai, tranquillo, non ti preoccupare. Sì, no, ma Vediamo di poi. sicuro è di natura tecnica. Non... Comunque resterà sulla nostra pagina, quindi voglio dire che in ogni Certamente, momento possono seguire e lasciare i loro commenti, comunque voglio dire, non è quello il problema. Va bene, allora ragazzi, io credo che ci possiamo anche salutare. Abbiamo fatto il nostro poco, il nostro minimo che potevamo fare, perché voglio dire, per quella maestosità che sta in giro come omaggio a Maradona, noi di cuore abbiamo cercato di fare questa mezz'oretta per i nostri amici del salotto e ricordare anche noi Diego. E niente, ci sentiamo per la settimana prossima, andremo in onda alle 21, vero Salvatore, settimana prossima? Sì, io intanto mando il banner qui sotto in modo tale che i nostri amici possano leggere. Noi torneremo in diretta a Facebook e YouTube domenica prossima, 6 dicembre alle ore 21, con la terza puntata dedicata alla canzone napoletana 800-900, l'epoca d'oro. Quindi saremo alle 21 perché il Napoli giocherà domenica prossima alle 18. Quindi a questo punto noi vi salutiamo. Voglio approfittare, perché non so se ci vede o meno, però ce l'ho anche tra gli amici di Facebook. Volevo ancora una volta ringraziare e salutare Massimo Ranieri per quel gesto che ha fatto, veramente, ecco, quelli siamo noi napoletani, voglio dire, che deve andare in onda giovedì scorso, proprio il giorno del trapasso del nostro re, e lui non ce l'ha sentita e ha rinviato a giovedì prossimo la sua puntata del nuovo programma che deve fare, facendo un minimo di messaggio in diretta, se non andava in onda il suo programma. E credo che veramente rispetto alle dicerie che parlano i soliti ignoti, che sono soliti ignoti e non fanno mancare la trasmissione per vincere i premi, sono soliti ignoti proprio particolari, noi gli abbiamo risposti così. Quindi voglio dire grazie a tutti i napoletani, a tutti gli amici, a tutti i tifosi del Napoli e non, che hanno portato il loro presente, il loro omaggio a Diego allo Stadio San Paolo, al quartiere spagnolo, a Ponticelli, penso in tutte le piazze, in tutti i modi abbiamo dato testimonianza con la bandiera a lutto, insomma, grazie veramente a tutti e cerchiamo, come diceva Salvatore, chissà, mai dire mai, se si riuscisse a rifare quello che sono i gemellaggi di una volta e far ritornare coi piedi per terra e sempre in memoria del nostro dio del calcio che è stato Maradona, i famosi gemellaggi, e che sia un gioco, che sia uno sport leale e vero. Bene, allora a questo punto noi vi lasciamo con un omaggio particolare che abbiamo voluto fare principalmente Luigi Riccio, che è stato l'autore di questa cosa che adesso vi facciamo ascoltare. E ieri sera ci siamo messi e abbiamo tirato fuori da un suo componimento una poesia messa per bene, l'abbiamo messa a posto, abbiamo dato luce a Diego Armando Maradona, e quindi ascoltiamoci questo componimento e vi salutiamo e ci vediamo domenica prossima. Buona serata ragazzi, ciao, forza Napoli, ciao Diego, arrivederci. La camminata per questa città insieme alla gente ha regalato tante emozioni, come sempre hanno fatto le canzoni. E sa fatto stesso, ma a modo suo, correndo a tre da un pallone, c'è tanta soddisfazione. In voce che lo chiamano contro, e si rispondeva a tono, senza ci pensare 2 volte.
L'uomo sbaglia, vero, questo è risaputo, ma quando un bietto ti sbatte il vero cuore, ogni sbaglio va perdonato. Ma una sera di novembre, all'intrasata, il mare fermai il luna per non ne fa sbattere, l'albero fermai nel fronte, la uscita un cantai in più. Improvvisamente caretta un silenzio, o solo prima di trasisi abbracciai forte la luna, la città si faceva scura e in cielo luceva una stella sola. La gente si domandava, ma che sta succedendo? E così fui con vento sospirai, è morto il re. Io ette una lacrima del popolo che l'aveva perduto sto re. I vasi dei vicoli e di piazza davanti in fosa. Un piccirillo camminando a mano occupata, lucentemente la domandaia, papà, chi è morto? Ma come si chiama sto signore? Io padre con l'occhio ancora infuso, stringendo la forte mano rispondette Diego Armando Maradona.